Che il tema delle terre civiche e del loro utilizzo, con una tendenza che in Italia e in Sardegna va verso una progressiva riduzione, non sia relegato ai libri di storia, ma di stringente attualità politica e giuridica, è stato ribadito ieri a Nuoro nel corso di un incontro dibattito intitolato Su Connotu, storia, diritti e prospettive delle terre civiche, promosso dalla sezione Paschedda Zau di Liberu. Un evento promosso in occasione della ricorrenza dei muti del Suconnotu del 26 aprile 1868, giorno in cui i nuoresi insorsero contro la privatizzazione delle terre civiche. All'appuntamento ospitato nell'ex MED di Nuoro sono intervenuti tra gli altri Stefano De Liperi, portavoce del gruppo di intervento giuridico ONLUS, che in questi anni ha fatto una battaglia giuridico-legale per preservare le terre civiche dai molteplici appetiti, lo storico Roberto Porrà e il sindaco di Oniferi Stefania Pirasi. I lavori sono stati coordinati da Giuseppe De Dola, segretario della sezione Paschedda Zau. Il convegno è stata l'occasione per ricostruire anche dal punto di vista storico le vicende delle terre civiche e dei diritti collettivi, con un processo di progressiva riduzione iniziato nel XIX secolo con i provvedimenti dei sovrani sabaudi, con l'editto delle chiudende nel 1820, ma anche con i vari tentativi degli amministratori locali di ridurre i diritti di tutti, privatizzando di fatto quelle che erano terre a disposizione della comunità. Un processo continuato nel XX secolo con la legge del 1927 e poi nel 1948 con la nascita della regione autonoma della Sardegna, che per statuto speciale poteva gestire, organizzare e tutelare i propri demani civici, ma in maniera inappropriata, ha sottolineato De Liperi, perché i titolari del diritto di uso civico sono i cittadini. In Sardegna gli usi civici sono diffusi in maniera capillare in 236 comuni su 377. In una nota il segretario De Dola sottolinea come uno dei punti cardine del dibattito sia stato quello di chiedersi cosa ha rappresentato e cosa rappresentino oggi i valori che hanno animato la rivolta del Suconnotu, come possano essere elaborati e riattualizzati in chiave moderna, come recuperare, valorizzare e preservare le terre civiche dai nuovi abusi e redivivi editti delle chiudende.